Mi raccomando, non deve avere paura, che tra poco siamo indipendenti. Anche perché devo finirla a pagarvi i tassi e i tappanoni serali. De Treviso parla a tutto il mondo, del plebiscito parla a tutto il mondo, del Busato parla a tutto il mondo, però non si vede la riga sui quotidiani italiani, ma noi altri tra poco se staccheremo comunque perché avremo il CC e non ne avremo più. La società per l'azione è fallita. Guarda che maestre bandiere, forza in altre bandiere, sventolare, ma veda che non siamo morti, anche questa settimana si suiciderà ancora due artigiani, e basta suicidi, non voglio più vedere veneti che si suicida per dare i pagliacci. In 4 aggiungiamo. L'unico Stato al mondo che se paga tasse anticipate ancora prima che lei avrà ancora
fallimento dello Stato italiano che ci ha rappresentato noi veneti con le serve e i servi. Basta, noi non siamo servi di nessuno, di quei centroni che fanno finta di fare qualcosa perché si sono messi a fare un mestiere che non è un mestiere, perché nei lavori ne fa niente. Veneto, libero! Veneto, libero! Veneto, libero! Veneto, libero! Avremo due sindaci veneti con gli altri a rappresentarli, perché questi sindaci veneti e Fabio Padovani in primis dell'IFE, i Gaboteghi dorme a notte per dare stipendi e tu per dare per dice convenzioni di famiglia. Questa è la responsabilità dei veneti, perché io non so neanche cosa che c'è, perché io si alza la mattina e parla le monade fino a notte, perché io fai i punti di quanti sei, non metto le stipendio, ma mi sa che stipendio si deve fare fuori da noi altri, perché siamo gli altri che produciamo, se non te produci te muori da fame, se te sei i campanoni e motelli come quando inizio te muori da fame, dove va a mangiare? Dove va a mangiare? Con politico che non sa neanche cosa che dice da mattina a sera. Quando il suo capo della l'ordine in schizza e la dispensa mai vinti con sui fondamenti del nuovo domani. San Marco! San Marco! San Marco! Ma i politici veneti, leghisti, che se stai qua 20 anni, mi si era neanche tolto briga di cavarla, vergogna!
inefficace e che non reagisce. I cittadini veneti, il popolo veneto risponde in massa ai tentativi di reprimerne la volontà di indipendenza e l'anelito di libertà che viene fuori da queste piazze. Questa sera c'è presenti dei sindaci veneti che porta la fascia di San Marco. Questa sera c'è presente. E ringrazio Riccardo Zmunski, sindaco di Santa Lucia di Piave. Ringrazio Loris Mazzorato, sindaco di Resana, sindaci veneti. Questa sera c'è presenti Daniele Quaglia e Fabio Padovan, che in questa piazza qualche giorno fa si è visto contestare l'uso della nostra bandiera. Vi par giusto? Bene, andremo adesso avanti con gli interventi. Lascio la parola a il nostro Mario Sandrin, che ringrazio, che ieri mi ha detto: Mario, c'è da montare un palco, c'è da fare un evento in Piazza dei Signori, che ha detto: te potevi dirmi un po' dopo? E lo ringrazio perché, come al solito, è un'efficienza veneta straordinaria. Grazie. Quei bravi che ti insegna se impara velocemente. Comunque io giro le spalle a delle persone che sono dei simboli per noi e degli esempi per noi. Fabio Padovan ormai è entrato nella storia, è partito da tanti anni per rivendicare quello che è l'orgoglio veneto e quello che stasera è oggetto del nostro ritrovo. Però è fondamentale che persone all'interno delle istituzioni si ricordino di essere sindaci che rappresentano il popolo e non gli interessi di un partito. Questi sindaci si sono distinti nei mesi e negli anni in cui hanno svolto la loro mansione per essere prima interpreti delle esigenze del popolo veneto e del popolo che loro hanno amministrato. Il simbolo che indossano è una cosa epocale, è un esempio per tanti sindaci che si nascondono ancora nelle segreterie dei partiti invece che scendere in piazza, e indossano un simbolo che dovrà aprire il percorso di indipendenza anche all'interno delle istituzioni italiane. Oggi comuni italiani che diventeranno presto veneti.